Nessuno li conosce. Gli assistiti sono figure veramente misteriose collegate all'aldilà. Noi stiamo per incontrarne uno. Il cimitero delle Fontanelle è il luogo più suggestivo del sottosuolo di Napoli. Qui sono conservati cadaveri senza nome di vittime di epidemie, di peste e colera. Sono forze soprannaturali che celano legami con il mondo invisibile. Centinaia di cadaveri senza identità, pronti a tornare tra i vivi per assisterli e aiutarli. Buongiorno signor Salemme. Buongiorno, signor Clemente. Lei oggi ci vuole raccontare di questo luogo e ci deve presentare una persona. Vi presento una persona squisitissima che viene, in effetti è un assistito, che si chiama Zia Andrea. Mi chiamano tutti Zia Andrea. Io sono un assistito gesuita. Mia madre, prima di me, era anche lei assistita e mi ha trasmesso questa cosa che io già ce l'avevo da quando avevo 3 mesi. Mia madre mi disse: tu c'hai quello che io ho, però non dare mai numeri diretti a persone, perché dando numeri diretti a persone prima non escono e poi può succedere qualche guaio in famiglia. Quindi l'assistito è questo? Sì. E che cos'è? Un potere magico? Un potere religioso? È un dono di natura. È un dono di natura, sì, è un'energia che si ha all'interno. Sì. Io voglio fare una passeggiata perché questo culto mi ispira molto. Non sono mai stato e voglio vedere se mi trasmette qualcosa. Vogliamo farci questa passeggiata? Zio Andrea ha con sé un block notice sul quale, quando entrerà in contatto con uno spirito, farà un disegno per ricavare i numeri da giocare. Per aiutarci a capire quello che accade ci accompagnerà il signor Salemme, seguace di Zia Andrea e testimone dei suoi poteri. Ma non mi dici Marei. Lui entra in trance nei momenti suoi. Cioè, nel senso che lui adesso a noi non ci vede, non ci sente. No, è meglio non... Allora sta. Ma lei lo capisce quello che sta dicendo? Ma stai qua? No. Perché questo è un linguaggio suo. Suo. Ma mamma. Lei sta chiamando la mamma forse? Penso, starà chiamando la mamma, si collegherà con lei. Sembra che sta cercando qualche cosa. Penso di sì, perché la sua ispirazione misteriosa, che in effetti lui vive proprio con il mistero. Avrà trovato qualcosa, non lo so. Non ci facciamo vedere. Penso di no, e poi riusciamo a fare una cosa di lui. Mamma, dice, ma hai detto 2 secondi. Ecco, l'ispirazione Che entra c'è. Arna sta. Butta tu. No, energia, Endanie. Adesso entra. Sceniana qua. E sta parlando con l'aldilà e sta disegnando quello che gli stanno dicendo. Che cavolo. Maramma. Ma mia madre. Perché l'avete chiamata più volte? Sì, mia madre. ti sei fatto guidare dallo spirito di tua madre, ti sei fatto guidare dallo spirito di tua madre. Allora, zio Andrea,
Quella lì non era sua mamma. No, non era mia mamma. Era un'altra anima del purgatorio. Però è un antenato spagnolo. Gliel'ha detto lei questo? Sì. Però sono 300 anni. Che è morta? Sì. Che cosa gli ha detto questo antenato spagnolo? 1600. Ha parlato della peste. Cosa gli ha detto? Più di 100.000 persone si sono morte in quel periodo con la peste a Napoli. Ed erano tutti, quasi, di generazione spagnola. E se non ero in quel periodo... Però mi ha ispirato il Vesuvio. La gente è molto preoccupata, però mi ha detto che non succederà niente, il fatto, diciamo, di che stanno parlando... Il Vesuvio non esploderà? No. Nella smorfia napoletana il Vesuvio quando fa? 51. 51. Così. Sì? Io sono un interprete, praticamente lo so. 24? Visione occhi. Visione occhi. Gli occhi fanno 24. Lei è un testimone, zia Andrea. L'ha mai fatta prendere i numeri? Spesse volte. L'antenato spagnolo ci ha dato questi numeri. Sì. Non ci dice però su che ruota li dobbiamo giocare. No. Come facciamo? Ma la ruota è sempre Napoli. Visto che lei ha questi rapporti con queste, diciamo, anime, può prevedere anche il futuro a questo punto? Sì. Dipende però se posso farlo. Se può parlare. Mi ricordo, stavamo a Pozzuoli, sul porto di Pozzuoli prendendo un caffè. Mi prese una macchina a mare. Ci affacciamo, ma non ci stava sulla banchina, non c'era niente. Finimmo il caffè, ci sedemmo, 2 o 3 minuti, boom, una macchina a mare. Si possono andare a giocare quei numeri? Sì, 1,46. Ponese la macchina E del l'ho mare. giocato. E ha preso? Certamente. Di Andrea, questo me lo dai perché me lo devo andare a giocare. Mi sa dire come li devo giocare per... Prima di salutarlo, zio Andrea ha suggerito di giocare i numeri 16, 55, 40. Nell'estrazione di giovedì 20 febbraio 2014, però, è uscito solo il 55. Quindi zio Andrea non ci avrebbe preso. O forse sì. I numeri estratti sulla ruota di Napoli sono stati 55, 88, 79, 28 e 34. Concentriamoci su 88 e 79. Sommando le cifre che compongono questi numeri si ottiene lo stesso risultato: 16. 88 e 79 sono gli unici numeri che nella smorfia danno come somma 16, il numero dato da zio Andrea. Ma c'è di più. Nella galleria borbonica, dove la troupe è scesa sulle tracce del Munaciello, sono conservate delle auto d'epoca. Una di esse ha una targa molto particolare: NA 55 88 79. Solo coincidenza? Zio Andrea è stato chiaro, i numeri vanno interpretati. Potete crederci o meno, ma forse il lotto è davvero molto più di un gioco.